penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale qualora abbia violato norme del codice della strada e anche soggetto alle relative sanzioni. Le strisce di guida in figura sono strisce curve discontinue tratteggiate, di colore bianco. Una maggiore emissione di fumo dallo scarico è sintomo di maggior inquinamento causato dal motore. Si può circolare con un autoveicolo in cui mancano temporaneamente gli specchi retrovisori, purché a velocità non superiore a 50 km/h e tenendo in azione la segnalazione luminosa di pericolo. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura passano per primi indifferentemente i veicoli B e D. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura passano nelle aree di servizio autostradali il semaforo in figura indica i sottopassaggi pedonali. Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità è utile solo quando si deve sostituire una ruota forata. Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati. Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi. È sempre vietato effettuare la manovra di sorpasso a destra. È sempre Il segnale raffigurato è posto sulle rampe di accesso alle autostrade. Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di marce del cambio di velocità. In caso di intenso traffico con incolonnamento di veicoli, prima di aprire le portiere per scendere dal proprio veicolo in sosta, si deve sempre considerare la possibilità che sopraggiunga un veicolo a motore a 2 ruote che sta sorpassando a destra i veicoli fermi. Il simbolo raffigurato è posto sulla spia luminosa che indica la temperatura dell'olio di lubrificazione del motore. Il simbolo raffigurato è posto sulla spia luminosa che indica la temperatura dell'olio di lubrificazione. Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, quando effettua una svolta a destra. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia. L'assunzione di hashish o di marijuana non compromette la facoltà di guida. In vicinanza di un attraversamento pedonale, i pedoni devono fare un cenno con la mano prima di iniziare l'attraversamento. Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio in cui si deve proseguire diritto per andare a Milano. Bisogna soccorrere un ferito della strada solo se si considera grave l'incidente. La precisione della sterzata non è influenzata dalle cattive condizioni delle sospensioni e degli ammortizzatori. Alla guida di un'autovettura è opportuno valutare costantemente la potenziale pericolosità dei veicoli industriali e degli autobus, a causa della loro massa notevolmente maggiore. Il segnale raffigurato vieta ai motocicli di circolare sulla corsia di sinistra. Il segnale raffigurato vieta ai motocicli di circolare sulla corsia di sinistra. Il segnale raffigurato obbliga a fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale di arresto e a dare la precedenza agli altri veicoli. Il segnale raffigurato obbliga guidare senza avere con sé la patente comporta una perdita di punti sulla patente. Il segnale raffigurato vieta ai pedoni di attraversare la strada. Il segnale raffigurato vieta ai pedoni di attraversare la strada. La fermata è vietata limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante. Le calzature omologate per l'uso motociclistico sono progettate per non scalzarsi in caso di caduta. Lo spazio totale di arresto
قل اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. Lo spazio totale di arresto aumenta se l'asfalto è ruvido. Ruvido. Il pannello integrativo raffigurato indica che dopo 3 ore il veicolo lasciato in sosta viene rimosso o bloccato. Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si ha un sovraccarico di corrente elettrica. Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si ha un sovraccarico di corrente elettrica. Questo è sbagliato io. Questo non ho ascoltato bene. Non ho ascoltato bene questo. Lo so io, questo è falso. Questo è falso, lo so, ma è sbagliato prima. Cambiamento.